Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Allora, eravamo rimasti qui che dobbiamo accendere il faro e esplorare il faro. Allora, c'era questa qui. Ah, una moneta, va bene. Niente di particolare. Allora, armadietti che... Qui c'è qualcosa? No. Andiamo avanti, chiuso, muri, muri, tanti muri. Bisogna andare su per di qua, mi sa. Esamina. Ah, guarda, abbiamo trovato l'ultimo, mi sa. Eccolo qui. Abbiamo guadagnato quel trofeo, guarda. Neanche farlo apposta. Lì non ci lascia andare. Ah, lì si illumina. Che cos'è? Non si sa. Un foglio di carta. Alle ore 6:00 il sottoscritto, agente Frank Hooper, ha scoperto che uno o più individui si erano introdotti nella stanza delle prove al 1612 di West State Street. I reperti sottratti includono effetti personali provenienti dall'appartamento dell'ex agente Hector Monday, libri, vestiti, appunti, strumenti chirurgici e dentistici. Però. Al momento siamo dell'opinione che i diretti responsabili siano dei cacciatori di souvenir in cerca di alcuni cimeli legati a questo caso. Fine rapporto. Ah, adesso si vede tutto. Qua è l'unica porta che si può andare dentro. Esatto. Ah, due ne abbiamo addirittura. Signor Guarda. Dumet, voglio la mia troupe morta. Questo weekend li porterò. Può farlo. Immagino sia di questo che parlava Erin. Grazie molto, signor Dumet. Voglio alla troupe morta. Li porterò. Il weekend. Può farlo. Ah, è falso. Un buon montaggio. Non è così che parla Charlie. Povera Erin. È morta credendo Charlie colpevole. Bene. Qui cosa abbiamo? Scartoffie. Hector Waylon Monday. Diploma. Silver Spring University, scienza e medicina. E potevi lasciarlo anche, vabbè. Non ho parole. Continuiamo, andiamo avanti. Scale, questa è chiusa? Neanche ce la segna proprio. C'è qualcosa qui? No. Andiamo per di qui. Esamina. Oh, delle chiavi. Per? Sembra c'è un coso di una barca lì. C'è un'altra imbarcazione sull'isola. Davvero? Io non l'ho vista. Esamina. Mark e Jennifer Edwards. Bah, non so chi siano, vabbè. Sgabuzzino vuoto.
Quanto pare sì, non c'è niente. Questo esamina molto bene. Che cos'è? 7 luglio 1965. Ah, tutto lì non mi legge niente. Bene, abbiamo lasciato indietro. Vedo con questa lucetta rossa sembra che stia girando un film porno comunque. Io sento una porta che continua a sbattere come qualcuno, anzi come se qualcuno volesse aprire la porta. La sentite anche voi? Su. E dai, Allora, forse devo andare fuori qui. non ci credo. E invece sì. Dai. Proprio te che soffri di vertigini. Non guardare giù. Non guardare giù. Non guardare giù. La Questo. rimozione del sigillo è un crimine federale. Ma sai quanto cazzo me ne frega? Però abbiamo riattivato la corrente, dai. Qui c'è qualcosa? No. Abbiamo fatto un bel giro. Comunque, quello sì. Vediamo se torna. Là c'è una crepa nel mezzo, avete visto? Accendiamo sto benedetto faro. Au! Eh, ne f- Sì, cazzo! non dovrebbe mancare molto alla fine, credo. Beh, credo, eh. Ehi! Sono sopra! Jamie! Ehi! Oh signore. Ne uscirà qualcuno vivo? Me lo domando ogni puntata. Scrivetemi qua sotto nei commenti se per voi qualcuno riuscirà Cos'è via. questa puzza? Cristo santo. Bene, sei tu. Chi l'avrebbe detto? Di buon'ora per una volta?
Che accidenti è? Sei un mostro egoista. Lo sei sempre stato. Ehi, ho fatto una domanda. Sveglia. Sempre quella. La tua pagina preferita. Ormai sei prevedibile, Mertina. Ti conosco. Però, simpatica signora, se così possiamo definirla. Chiuso. Allora, super di qua. Immagino. Lì è chiuso. Mark, mi senti? Dove diavolo è? Mark, che ti è successo? È lui! Scappiamo! Dov'è Kate? Dobbiamo andare via. Lei dov'è? Mark, mi spiace. Sì. L'abbiamo ammazzata noi all'ultimo secondo. Abbiamo cambiato idea. Che cazzo? Cosa abbiamo lì? Tenete le mani in alto, tutti quanti! Ah, Hai uccisi lui! Ho detto silenzio! Tenete le mani bene in vista! Grazie al cielo. Lei ci deve aiutare. Finché non so cos'è successo, nessuno si muove. Merda alle spalle! Ah, veramente? ah, mamma mia. Wow. Porca troia!
No, prendi la pistola. La pistola, prendila. Cazzo. Cos'è quella roba lì che abbiamo preso? Non l'ho capito. Andiamo. Di qua. Un segnalatore, qualcosa? Dovrebbe andare. Niente. Speriamo funzioni. Andiamo. Dai, colpo secco. Ehi, Connie. Che bello vederti. Andiamo. Presto. Pezzo di merda. Sì, accelera. È andata. Ce l'abbiamo fatta. Sì, ma non tutti. Ah, oh, duri a morire, eh. No, il cane. Devo premerlo più veloce. Dai Jamie, fa qualcosa. Attacca. Ma ti ha voluto di attaccare. Oddio. Mark. Che sia morto stavolta? Se questa canzone non vi regala un sorriso non avete speranze. Dopo la pausa torneremo per una maratona di classici del rock. Non voglio la pubblicità. Oh, cavolo. Merda! La Madonna. Intraversare il camion addirittura. Quanto Alzo gli faccio? occhi. Me li trovo in mezzo alla cavolo di strada. E da dove proviene? Fort Wayne. Guido dalle 3
Di mattina. Molto presto. Beh, speravo di arrivare al porto entro le 8. Ma ormai dubito di fare in tempo. Già, la vedo difficile. Si è salvato il cane, dai, almeno. E uno. Una persona. Di tutta la troupe. L'inaleatore della morosetta. Può essere che ci sia un finale dove non si salva nessuno? Può essere? O in ogni caso uno si salva sempre? Se qualcuno lo sa me lo scriva qui sotto nei commenti. Come si chiama questa qui di sottofondo? Oh, sei qui. Anche le cose felici hanno una fine. Ma quanto è stato felice il nostro finale? Sfortunatamente ci sono state delle vittime. Riposa in pace, dunque. Kate. Fine delle riprese e taglia. E poi sipario. Mark. Fedele fino all'ultima scena. A proposito, si è appena liberata una stanza a Brooklyn, se può interessare a qualcuno. Charlie, mi sembra di capire che la seconda stagione non sarà più prodotta a questo punto. E Erin, la ragazza aveva stupito per il suo coraggio, ma è volata via e ora si gode l'acustica del cielo. E l'unico personaggio superstite? Jamie ha imparato a fidarsi delle altre persone e a collaborare con loro. Mi occuperò domani mattina delle scartoffie. Sai dov'è l'uscita, vero? È stato un piacere, come sempre. So già che ci vedremo di nuovo, in un futuro. Addio. Arrivederci, al limite, addio. Preferisco arrivederci. E adesso cosa succede? Ah, ancora vivo! Meno sembrava la sua mano. La ricostruzione degli eventi è attualmente ancora parziale. Al momento sappiamo che poco dopo le 19:30 un camionista si è fermato a una richiesta di soccorso. La polizia è stata allertata ed è giunta poco dopo. Rimane un solo membro della troupe televisiva, Planet Entertainment, autori della docuserie Gli architetti della notte. Che cazzo? Mi Sembra piaceva si il siano programma. avvicinati fin troppo alla materia trattata. Il resto della troupe purtroppo non ce l'ha fatta. Per l'unico membro superstite, l'incubo per fortuna è finito. Porca merda! Ricordate il mio video virale? Come potremmo dimenticarlo? Ne parli in continuazione.
Beh, certo, ha tante visualizzazioni da vincere un concorso. Qual è il premio? Un soggiorno tutto incluso su un'isola per 5. Ora mi interessa. Sì, il signor Dumet manderà una limousine a prenderci. Ci divertiremo un mondo. Il signor Dumete dice. Un continuo allora. Avete visto là nell'angolo c'è l'uomo con la maschera? Finito? Speriamo che per motivi di copyright non mi rompano le scatole. Posso mandare avanti? No. No, non posso mandare avanti. Niente, non mi lasciamo andare avanti. Allora signori, vi è piaciuta questa avventura? A me personalmente è piaciuta abbastanza, niente di impegnativo, una robetta abbastanza tranquilla, un po' monotona, quello sì, perché non è che ci sia che il gran movimento, cioè almeno non a livello di sparatorie e robe così. Vediamo di arrivare in fondo. Niente, non mi lascia andare avanti. Di solito dopo un po' ti lascia, ma niente. Io lo lascio andare fino in fondo, ma che vada mi dirà di toglierlo via. Oh, posso saltare, bene. This is Commander Stafford, the forward reconnaissance vessel Cassiopeia.
After successfully rendezvousing with a Charybdis marker, we have detached the booster ring and spurts are high as we make our final approach to Tau Ceti F. The ship has suffered a hull impact, but damage is minimal, and our technicians are restoring full functionality. This is Thomas Carter. Something's wrong with Sims. She's trying to kill me. I think... Our next transmission will be broadcast from orbit around humanity's future home. Stafford out. Mi sa che quello lì è il prossimo. Penso. Bene signori, ecco, è finita questa storia, questa bellissima avventura, dai, non posso, anche se prima ho detto più o meno la stessa cosa. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere in modo da far crescere me, serie e canale. Grazie ancora per la visualizzazione, a presto da Joker Gaming.